lì vicino al platano. Io non so come abbia fatto a non prenderlo, perché per me è stato miracolato quel ragazzo. E la sua prima reazione dopo l'adrenalina dell'incidente era quella di alzarsi, prendere la moto e andare via. Quindi lì a me è venuto il panico, perché ho detto magari sta peggio, cade, sbatte la testa. I fatti di cui parla la signora Maria Stella Scarmignan si riferiscono al 23 aprile 2020, quando, a pochi metri da casa sua, a Palugana di Ospedaletto Uganeo, ha rotto la quarantena per soccorrere un motociclista che aveva avuto un incidente con la propria moto. Dopo pochi giorni, però, l'amara sorpresa. Mi arriva una cartolina dai carabinieri di presentarmi in caserma e mi avvisano appunto che sono stata denunciata per la violazione del Covid, del lockdown, della restrizione del Covid, perché risultavo positiva. Lei in quel momento lì era positiva? Allora, io praticamente avevo fatto i tamponi di controllo al 13 di aprile, che era risultato negativo, mentre al 17 è tornato positivo. E in quel periodo lì loro volevano 2 tamponi consecutivi negativi per dire che era finito la quarantena per noi. E l'incidente è avvenuto il 23, poi io ho ripetuto i tamponi al 30 di aprile, era negativo, e al 4 maggio era negativo. Il giudice ha quindi condannato la signora Scarmignan a 2 mesi di reclusione commutata in una multa da 4.500 euro. Io sinceramente è la prima volta che mi trovo in una situazione con il penale. Non mi era mai successo, per cui la mia fedina penale è candida, e adesso mi trovo che verrà sporcata perché è considerata già condannata senza neanche sentire la mia versione. Io mi aspettavo che un giudice sentisse sia la mia versione che quella del... e invece non è andata così, quindi ho fatto ricorso. Il problema è che per difendersi bisogna avere disponibilità economica e io questa sinceramente non ce l'ho, quindi spero tanto nell'aiuto delle persone, nella solidarietà della gente. A raccontare la storia la figlia Isabella sui social, una maniera per gridare la propria rabbia. E tutto questo per portare la gente a riflettere. Non volevo tirare in ballo situazione pandemia, nient'altro, solamente il fatto che si condannano dei principi, dei valori morali, umani, che non dovrebbero neanche essere premiati, ma dovrebbero quantomeno essere la normalità. Anche Matteo Salvini, via social, ha espresso la sua solidarietà alla signora Maria Stella. Anzi, addirittura lui ha detto che se proprio c'è bisogno la pagano loro la mia multa, ma la questione non è la multa. Io punto molto sul discorso della mia fedina penale, che rimanga com'era, candida e non intaccata. Non sono una criminale.